Qui c'è una perdita, è proprio qua sul coso dell'olio. Ciao a tutti, io sono Mario e bentornati su Big Rocket Project. Ciao Mario! Dunque, l'ultima volta ci eravamo lasciati che qua nella zona falegnameria dovevamo finire l'impianto delle luci e chiudere dei muri. È stato finito tutti e due e vi faccio vedere come. La zona qui fuori è stata completamente chiusa tutta, fino in fondo. Lì mancano due pannellini, ma ci arriviamo subito. Mentre l'impianto di illuminazione sono state fatte dal buon Gabriello e Karim, l'impianto. Praticamente ci sono 5 pannelli a LED suddivisi in 5 file fino là in fondo. E qui abbiamo i suoi interruttori, partendo da questo che si accende lì, qua, lì, là e qui. Come vedete l'illuminazione è pressoché impeccabile ora, non c'è un angolo di questo spazio dove non si veda bene. Però il video di oggi non è su questo. Oggi andremo a vedere qual è il metodo migliore per trovare le fughe nell'impianto di aree compresse. Ok, per trovare le perdite ci sono 3 soluzioni che mi avete dato su Instagram. La prima è questa qui, utilizzando sapone per i piatti con un po' di acqua e spennellare tutto sul raccordo o dove si pensa che ci sia una perdita. Secondo, utilizzando uno sgrassatore, e il terzo è un po' più tecnologico che è all'interno di questa borsa. Qui abbiamo un rivelatore di perdite a ultrasuoni. Siccome la perdita fa un piccolissimo suono che è impercettibile, facendo un po' delle ricerche per capire quali erano i metodi migliori, mi è saltato fuori anche uno di questi. Questo qui come funziona? Qui davanti ha un piccolo microfono che rileva appunto frequenze di rumori che vanno dai 40 kHz ai 2 kHz, una manopola che indica la sensibilità di questo microfono, un'uscita jack dove tu ti metterai le cuffie e come un metal detector ti darà come risposta dei piccoli impulsi che man mano si avvicina a sentire la perdita aumentano in frequenza. Prima proviamo questo qui e poi gli altri metodi e vediamo qual è il più efficace. Partiamo già male perché le cuffie in dotazione hanno già il jack rotto, quindi sono praticamente da prendere e da lanciare nel mare. Però cosa ho fatto? Ho trovato degli altri auricolari, ho messo uno sdoppino, uno sdoppiatore AUX e l'ho collegato alla fotocamera, così se accendo sentite anche voi. Io sono sicuro che qui c'è una perdita perché la sento a orecchio. Vi faccio sentire cosa si sente quando la rileva. La perdita è proprio qua. È tipo un metal detector, però non cambia nessuna intensità. Se lo mettiamo qua non cambia e quando rileva anche questo poi dovrebbe diventare rosso. Sentite? Qui c'è una perdita. È proprio qua sul coso dell'olio. Ok, quindi prima perdita appurata che è lì. Poi proveremo anche gli altri metodi a vedere in risposta com'è la cosa. Ok. Proviamo questo qui. Niente. Ok, anche questo. Secondo posto. Nessun tipo di problema. Ok, il quarto raccordo non sembra rilevare niente. Proviamo. La sensibilità è al massimo, quindi dovrebbe percepire bene. Niente. Ok, quindi tutto sommato non è poi tutto sto giochino schifezza. Alla fine, a parte le cuffie in dotazione che ovviamente non ci potevamo aspettare, le AirPods Max, almeno una cosa che funzionasse sarebbe stato carino. Probabilmente questo qua forse era un articolo già reso perché manca anche un pezzo dentro. Comunque va bene. Prima cosa abbiamo capito la perdita là in fondo, mentre nel resto dei raccordi zero, tutto pulito. Proverei adesso con sapone lavapiatti e acqua. Oh no, che buon odore però. Ok, la perdita prima era qua, quindi proviamo. Se metto qua il microfonino, la perdita si sente chiara e forte. Proviamo a sentire
qua sopra dove già prima però non era stato rilevato niente. Infatti niente di niente. Proviamo qua dove ci sono più raccordi, ma zero rumori, non si sente niente. Niente neanche qua. Ok, appurato che la perdita sembra essere solamente qua all'ingresso, proviamo con lo sgrassatore e vediamo se questo funziona bene quanto il sapone per i piatti almeno. Ok. Effettivamente forse fai un po' più di sporcizia qua, cioè gocciola un attimo di più. Ok, la perdita lì anche con lo sgrassatore viene identificata. Forse la vedo un po' meglio il sapone per i piatti con l'acqua perché è un po' più denso, fa un po' più di bolle, il rumore che fa è un po' più percettibile, mentre lo sgrassatore cola a terra magari non è proprio il sistema più pulito. Ora sistemiamo con la perdita e anzi, visto che il serbatoio dell'olio più di tanto non serve, penso di toglierlo e di tenere solo quello della condensa dell'aria. Ok, il regolatore di pressione all'inizio dell'impianto l'abbiamo sistemato togliendo quello dell'olio che non serve più di tanto, ma ora facciamo un attimo un recap di tutto e vediamo quale dei tre metodi che abbiamo utilizzato è stato quello più efficace. Avendo testato tutti e tre questi sistemi posso dire che secondo me tutti e tre sono validi. Acqua e sapone e sgrassatore sono dei metodi classici che puoi fare proprio quando ti capita, avendo tutto quello che serve già in casa. Se uno vuole comprarsi uno di questi qui, per carità, può anche farlo, il risultato che ottiene è uguale. Fai solo un lavoro un po' più pulito rispetto ad acqua e sapone o lo sgrassatore che magari cola. Questo qua per costare 35 euro mi pare, può essere uno di quei giochini che ci si compra da usare proprio quando si ha la necessità. Comunque vi lascio il link in descrizione se siete curiosi di vederlo. Se vogliamo proprio dare un vincitore, a mio avviso darei acqua e sapone per i piatti, perché proprio fa un sacco di bollicine, la perdita si sente bene, non cola perché la schiumetta rimane lì, quindi quello lì secondo me è il metodo più efficace di tutti. La settimana prossima andremo avanti con dei lavori sempre qua dentro, sempre di organizzazione, quindi sistemare morsetti, lavori, postazioni di lavoro e quant'altro. Io vi ringrazio sempre a tutti per il supporto e noi ci vediamo il prima possibile in un nuovo video.